Buonasera, puntata numero 16 di Agorà, dedicata al trasporto ferroviario. Abbiamo già affrontato il tema della mobilità in riferimento alle autostrade, lo abbiamo fatto anche in riferimento alla viabilità tra i comuni della Riviera Ionica. In questa 16ª puntata vogliamo accendere i riflettori sul trasporto ferroviario. Il tema di questa puntata: treni in Sicilia, prospettive e sviluppo. E noi vogliamo parlare con chi mastica questo argomento, con chi dedica del tempo anche ad affrontare i problemi e, perché no, a proporre delle soluzioni che poi sono anche mirate a migliorare questo sistema di trasporti. Quando si parla di treni si parla di mobilità e ci si muove con i treni anche e soprattutto per motivi di lavoro e per motivi di studio. E poi c'è quell'aspetto che riguarda il turismo, se noi pensiamo alla nostra regione. Ne vogliamo parlare, vi presento gli ospiti di questa puntata dal centro. Iniziamo da Giosuè Malaponti, che qui rappresenta il comitato dei pendolari siciliani. Benvenuto. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Poi abbiamo Giovanni Russo dell'Associazione Ferrovie Siciliane, così come Roberto Di Maria, sempre Associazione Ferrovie Siciliane. Avremo modo anche di conoscerli meglio nel corso di questa puntata. Intanto vi dico grazie per la vostra disponibilità. Tanti temi che trattiamo, partiamo però da un servizio che abbiamo anche già trasmesso nei nostri telegiornali che si riferisce agli ultimi annunci dell'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Marco Falcone, annunci che riguardano il futuro del raddoppio ferroviario. Sapete, ormai da anni si discute, c'è questa possibilità, c'è questa opportunità per un territorio vasto che va da Giampilieri a Fiumefreddo, che riguarda la realizzazione del raddoppio ferroviario, una opera pubblica da 2,3 miliardi di euro, e poi soprattutto quello che potrebbe significare in termini di riqualificazione del territorio e di miglioramento dei servizi. Da anni se ne parla, spesso vengono annunciate delle date. Qualche giorno fa l'assessore Falcone ha commentato anche l'ultimo orientamento del governo nazionale. Partiamo intanto da questo servizio. L'appalto per il raddoppio ferroviario Messina-Catania dovrebbe andare in gara entro il mese di giugno. L'ennesimo annuncio sull'importante opera ferroviaria che interesserà tutto il territorio della Riviera Ionica è contenuto nei piani del governo nazionale. Nulla di nuovo, e per questo occorre soffermarsi su alcuni aspetti della questione. Così Marco Falcone, assessore alle infrastrutture della regione siciliana, commentando l'iniziativa del governo Conte. Il rappresentante dell'esecutivo Musumeci ricorda che il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo è un'opera concepita durante il governo Berlusconi grazie a uno stanziamento di 2,3 miliardi di euro. Poi, dopo quegli anni, il raddoppio è stato messo da parte. Solo di recente, grazie alla risoluta azione di pressing e approfondimento del governo della regione, l'iter di appaltabilità del raddoppio è progressivamente andato avanti. L'opera tra Messina e Catania, oltre a rendere più vicine le due città, offrirà un contributo importante alla riqualificazione dei territori dopo la dismissione di parte della vecchia linea ferrata e la realizzazione di una nuova stazione a Nizza di Sicilia. La Sicilia e l'intero Mezzogiorno, conclude Falcone, chiedono a gran voce non solo fondi per le infrastrutture, ma anche e soprattutto norme che snelliscano i complicati iter procedurali per realizzare un'opera così come sta avvenendo, ad esempio per la ricostruzione del ponte di Genova. È arrivato il momento, conclude l'assessore regionale, che ciascuno faccia la propria parte. Insomma, l'assessore Falcone sottolinea l'impegno del governo Musumeci, vedremo anche, lo chiederemo tra poco ai nostri ospiti se effettivamente è così, un impegno ad accelerare un iter importante. Ma prima di soffermarci, lo faremo partendo da Malaponti su questo aspetto, c'è l'attualità che ci porta ad aprire una breve parentesi, e ci sembra doveroso farlo ad apertura della nostra trasmissione, su quanto sta accadendo relativamente al coronavirus. Sapete che ci sono delle disposizioni che riguardano il trasporto pubblico, e in particolare anche le disposizioni che sono state diffuse che riguardano i treni, riguardano anche gli autobus. In realtà, perché questo? Perché Giovanni Russo, che segue con attenzione una serie di aspetti, approfitta della nostra trasmissione anche per una denuncia. Sapete bene che in questo periodo si parla di sanificazione, di pulizia di ambienti, di pulizia anche di tutti quei luoghi, quelle apparecchiature a stretto contatto con gli utenti. Guardiamo una fotografia, Giovanni Russo ci commenta questa fotografia e ci dice perché questa foto non va e a cosa si riferisce.
Beh, intanto grazie insomma, per averci ospitato nuovamente nella vostra trasmissione. Noi anticipiamo un articolo che uscirà sul nostro blog, quindi mercoledì mattina, e anticipiamo questa fotografia in questa trasmissione perché vogliamo denunciare una problematica che si è verificata in questi giorni, diciamo così, tra virgolette, di emergenza. Noi siamo andati a vedere se realmente tutto quello che viene annunciato sui treni e che comunque è scritto in tutte le stazioni nazionali, stazioni di Rete Ferroviaria Italiana, ovvero tutti quelli che sono i comportamenti di prevenzione per quanto riguarda l'infezione da coronavirus, sono state, come dire così, recepite e attuate soprattutto anche da chi gestisce l'infrastruttura e quindi anche le stazioni, tutto quello che sono i servizi all'interno della stazione. Ecco, noi siamo andati a fotografare le biglietterie automatiche presenti nelle stazioni siciliane. E questa è proprio una Esattamente, biglietteria. questa è una parte, esatto, un dettaglio di una biglietteria che c'è a Messina Centrale, ma abbiamo anche quelle di Palermo, di Agrigento, di Caltanissetta, di Catania, insomma un po' di tutte le stazioni. Come si può ben vedere da questa immagine, anche dalla parte in giù, insomma, i pulsanti, la pulsantiera dove ovviamente si va ad erogare il codice per quanto riguarda il pagamento con le carte magnetiche, e la pulsantiera insomma, non credo che sia stata igienizzata recentemente. Quindi questo qui è un problema, noi abbiamo portato solamente questa immagine per anticipare la vostra trasmissione, ma abbiamo anche i dettagli della gettoniera, quindi delle monete, anche dell'erogatore dei biglietti, quindi questa è una situazione che abbiamo riscontrato in tutte le 9 principali stazioni della Sicilia. Quindi invitiamo ovviamente chi di incompetenza a apportare quelle dovute correzioni, insomma, quei dovuti correttivi, che non credo che serva chissà che cosa per igienizzare una pulsantiera o una macchinetta, però è un qualcosa che va ovviamente a intaccare su tutta l'utenza ferroviaria. Non vogliamo creare allarme perché tante volte non lo diciamo, però è un dato di fatto perché alla luce di quanto promesso, di quanto annunciato, di quanto chiesto dalle autorità anche sanitarie, effettivamente facendo questa verifica già ad occhio nudo comprendiamo che qualcosa non è andato per il verso giusto. Certamente, dico, serve pochissimo, serve semplicemente un operatore che vada con uno straccio e un po' diciamo, di detergente a pure quello che sono ovviamente... Costano troppo i detergenti in questo momento, i prezzi sono aumentati. Questo è verissimo, insomma, ci serve solamente un po' di buona volontà da parte insomma, di chi cura questi dettagli che, ripeto, non sono dettagli di secondo ordine, anzi sono qualcosa di prioritario, perché, ripeto, le bigliettere automatiche sono diffuse anche nelle stazioncine, diciamo così, fuori dai centri più grandi. Quindi questa pulsantiera che torniamo diciamo, a vedere nuovamente diciamo, sullo schermo, come vedete insomma, credo che non venga come così, attenzionata da diverso tempo. Questa immagine comunque si riferisce al 1° marzo e tutte le altre che abbiamo già in archivio sono tutte sempre dello stesso giorno. Quindi questa denuncia sarà pubblicata sul blog? Sì, il nostro blog sì, ferroviesiciliane.it, nella giornata del 3 marzo pubblicheremo tutto. Benissimo, allora dopo questa parentesi che ci porta nell'attualità, in questo momento che il nostro Paese sta vivendo, ma è una denuncia, lo abbiamo sottolineato, non vogliamo creare allarmismo, ma è certamente un dato di fatto. Diciamo spesso che il cronista racconta ciò che vede, quello che abbiamo visto noi ve lo abbiamo mostrato e lo abbiamo anche denunciato. Torniamo al tema principale della puntata, Treni in Sicilia, prospettive e sviluppo. Uno sviluppo che nel nostro territorio, se pensiamo alla Riviera Ionica, ma alla provincia di Messina, anche la provincia di Catania, è rappresentato da questo raddoppio ferroviario. Malaponti, brevemente abbiamo sentito questa scheda con questo annuncio dell'assessore Falcone che in qualche modo si prende anche i meriti di aver sbloccato un impasse, una situazione che si trascina da anni. Ascolteremo tra poco anche Leo Cada, dirigente di RFI per quanto riguarda gli investimenti sulla Sicilia orientale. Adesso brevemente sul raddoppio ferroviario, rispetto a quanto detto dall'assessore Falcone, come stanno le cose dal vostro punto di vista? Perché poi voi avete anche il polso della situazione. Dobbiamo dare merito, devo dire, all'assessore Falcone e al governo Musumeci che comunque quest'opera, visto anche la direzione dell'assessore, potrebbe essere addirittura d'arrivo. È anche vero che aspettavamo quest'opera già dal primo finanziamento del CIPE con la delibera 92 o 62 del 2005, dove erano stati finanziati 1.970 milioni di euro. Poi fra progettazione e studio di fattibilità non si capisce come mai nel 2010 questi 2 miliardi circa sono scomparsi da tutti i contratti di programma per riapparire con 46 milioni di progettazione e oggi, alla luce proprio del finanziamento, l'intera opera è finanziata. Qualche problema nell'ultima conferenza dei servizi posta dal Ministero dell'Ambiente con alcune prescrizioni che è stata poi
l'amico mio Roberto De Maria, ingegnere, che dal punto di vista tecnico può dare qualche chiarimento in più su queste prescrizioni. I cantieri che dovevano partire a inizio 2020 pare che siano slittati di un anno a gennaio 2021. Qualche mese fa, lo ascoltiamo tra poco, Leocada parlava addirittura entro giugno di quest'anno, però a quanto pare non ci siamo. Ma entro giugno di quest'anno presumo che dovranno appaltare, non so se la progettazione relativa alle prescrizioni o modificare le prescrizioni che il Ministro dell'Ambiente ha rilevato a RFI, ma su questo, ripeto, sarà Roberto ad essere più chiaro perché ha seguito la vicenda dal punto di vista tecnico. Il dato di fatto qual è? Si aspettava questa apertura di cantieri, si aspettava tra l'altro la possibilità di dare posti di lavoro, perché tutto l'indotto in realtà avrebbe dato una boccata d'ossigeno a questi territori, ma questo ulteriore stop ha procrastinato di qualche anno. Spero che sia la volta buona, perché è impensabile parlare di quest'opera da circa 30 anni. Io ricordo sotto il governo Lombardo era troppo costoso realizzare i 24 chilometri su 42 di gallerie, per cui oggi è importante che questo ultimo tratto della dorsale ionica venga aperto il cantiere, venga realizzato prima possibile con i 2 lotti, il primo lotto Fiumefreddo-Letojanni e il secondo Letojanni. Che poi è un paradosso, perché se noi pensiamo all'alta velocità, che ormai è una realtà in gran parte del territorio nazionale, noi nel 2020 ancora discutiamo di un raddoppio ferroviario, cioè i nostri trasporti, brevemente, sempre Malaponti, possiamo esaminare in questo momento il collegamento tra Messina capoluogo e Catania, vediamo come punto di riferimento 2 città metropolitane. E allora c'è, grazie a quel regalino di 16 km di raddoppio fra Messina e Giampilieri, che tra l'altro un gioiellino di metropolitana che non è mai entrato, diciamo, in esercizio, e tra poco esercizio appieno, con un'integrazione vettoriale e tariffaria. Una città come Taormina, dico, penalizzata da un unico binario sino a Taormina o a aggiungere fino a Fiumefreddo, ma il punto è pensabile nel 2020 per fare 95 km spendere 1 ora e 54, quasi 2 ore? Dico, quindi non serve, così come abbiamo sempre detto negli anni, l'alta velocità, serve ammodernare e velocizzare l'esistente portando almeno a una velocità di 160. C'è stata tanta enfasi con l'arrivo dei nuovi treni POP che finalmente si poteva andare in Sicilia a 160 all'ora, quando con non ci sono le infrastrutture. No, gli attuali treni che la Regione ha cofinanziato nel 2002, i Minuetto, possono andare benissimo e vanno in alcuni tratti a 160 km/h, quindi dico, la trovata dei POP che hanno sponsorizzato che finalmente si poteva correre in Sicilia a 160, dico, lo sfatiamo, perché già i Minuetto, che sono in circolo dal 2004 ad oggi, e devo dire che è stato il primo investimento della Regione siciliana nel cofinanziare, su una spesa di circa 150 milioni, con 46, il cofinanziamento di 40 Minuetto, di cui 30 elettrici e 10 diesel, e sfatiamo il fatto che i POP, anzi, dovrebbero andare a 180, ma il problema è le infrastrutture non sorreggono. Nella presentazione del POP a Catania hanno detto che comunque il POP avrebbe servito Messina, Catania e Siracusa, ma il POP oltre Catania non può andare per un problema di infrastruttura fra Catania e Siracusa. Quindi stessa cosa vale sull'Agrigento-Palermo. Non sono stati adoperati in questi anni, dal 2016 ad oggi, i treni JETS, ma non potranno essere adoperati nemmeno i POP, perché bisogna rivedere l'infrastruttura, perché non sopporta il peso assiale di questi treni moderni. Insomma, abbiamo bisogno di normalità, però siamo costretti qui a parlare, a chiedere quella normalità che ancora non c'è, nonostante tutto, nonostante magari in altre realtà del Paese ci sia. Di Maria, perché sembra ancora difficile il traguardo di questo raddoppio promesso da anni, una cifra importante, 2,3 miliardi di euro? Qual è la tempistica prevista rispetto magari anche agli annunci che sono stati fatti? Ma la problematica è molto complessa, perché parliamo di opere che si inseriscono in un quadro normativo molto
molto preciso e molto delicato dal punto di vista sia delle costruzioni, sia delle norme che riguardano le costruzioni, sia per quello che riguarda l'impatto ambientale delle opere. Per esempio, a proposito di questo parere di cui si accennava prima, nell'ambito della conferenza dei servizi per approvare questo progetto, che ricordiamolo è iniziata nel novembre del 2018, pochi mesi fa, sempre a novembre, a distanza di un anno, è arrivato un parere che era considerato che era stato sottovalutato, che non era stato preso in considerazione e che invece è necessario, il parere della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, la VIA VAS, emesso dal Ministero dell'Ambiente. In questo parere, che è soltanto uno dei tanti pareri da acquisire, ci sono ben 16 prescrizioni. Di queste 16 prescrizioni alcune sono particolarmente importanti. Una, che è la numero 2, riguarda l'adeguamento alle nuove norme tecniche del 2018, quindi una nuova normativa che riguarda le costruzioni in zona sismica, che è stata adeguata in funzione dei nuovi eventi sismici che si sono verificati recentemente. Per cui il Ministero ha chiesto addirittura l'adeguamento dei calcoli delle strutture, e ce ne sono parecchie. Noi parliamo di una linea che per l'85% corre in galleria e per il resto praticamente corre in viadotto. Quindi si profila l'adeguamento del progetto, il rifacimento dei calcoli statici del progetto per l'adeguamento a queste nuove norme. Una cosa abbastanza onerosa. Di questo si è parlato con l'assessore e probabilmente sarà chiesta una deroga, perché dobbiamo considerare che le norme previgenti sono del 2008, quindi non sono norme vecchissime, sono norme che comunque garantiscono sicuramente si potrebbe trovare un accordo, un qualche compromesso che possa garantire tutto. Un altro aspetto è quello che riguarda la richiesta di progettare e di Sanapianta, una cosa di cui non si parlava prima, ne abbiamo parlato noi dell'Associazione Ferrovie Siciliane e ne ho parlato io nella mia pagina Sicilia in Progress, che è una pagina web che segue le vicende delle infrastrutture siciliane, cioè il ripristino dell'Alcantara a Randazzo. Il parere, in via compensativa, come opera compensativa per l'impatto ambientale del raddoppio, ha chiesto che venisse progettato il rifacimento, la rimessa in pristino della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo, che è una linea dismessa dal 1994. Questo parere personalmente non mi preoccupa, l'ho anche spiegato personalmente all'assessore Falcone, perché si tratta di fare un progetto che in questo momento, non essendoci nulla se non uno studio di fattibilità che ho fatto io per l'associazione, potrebbe essere semplicemente un progetto preliminare, ovvero quello che nella nuova normativa si inquadra come progetto di fattibilità. Quindi un lavoro che si potrebbe fare in qualche settimana e garantire comunque il rispetto dei tempi del cronoprogramma che ci si è dati per l'approvazione del progetto. Dopo l'approvazione del progetto si apre una nuova fase, che è quella dell'appalto del progetto esecutivo. Oggi si discute del progetto definitivo, quindi della fase progettuale precedente. Deve essere appaltato il progetto esecutivo e l'esecuzione dell'opera, perché si tratta di un appalto integrato sostanzialmente. Quindi quando sarà fatto l'appalto, quando sarà bandita la gara, quindi deve essere espletata la gara, poi sarà aggiudicata, dopodiché ci sarà la fase della progettazione esecutiva, che normalmente prende dai 6 mesi a un anno, dopodiché si comincia a lavorare. Io credo che se dovessimo cominciare per il 2021, per metà del 2021, sarebbe già una cosa molto positiva. Bene, restiamo con quelle immagini. Chiedo alla regia di mettere nuovamente in onda ancora le immagini della stazione di Randazzo, se non sbaglio. Stravolgiamo un attimo la scaletta, così seguiamo anche la discussione che stiamo facendo. Tra poco completeremo il capitolo delle infrastrutture. Russo, queste immagini sono immagini realizzate da voi, perché l'Associazione Ferrovie Siciliane ha anche questa passione, no? di documentare, di testimoniare, e nei vari giri che fate, che poi acquisite anche elementi utili che poi diventano occasione di progettualità e di progetti, siete stati anche in questa stazione. Brevemente una descrizione anche del ruolo, del significato che potrebbe avere questa stazione, alla luce anche di questo impulso che arriva dal Ministero nell'ambito di questo progetto. Era dismessa, perché allora recuperarla e cosa potrebbe diventare? Allora, permesso che comunque le immagini o le fotografie che facciamo periodicamente in giro nella rete ferroviaria siciliana
allacciandoci all'immagine della biglietteria, vengono fatte anche sia per documentare tutto quello che concerne ovviamente la condizione dell'infrastruttura, quindi dei beni, degli immobili e quant'altro, ma anche in alcuni casi servono anche per denunciare, in questo caso sia Rete Ferroviaria Italiana oppure alla Polfer, tutte quelle che sono ovviamente delle anomalie che andiamo a riscontrare. Queste immagini ovviamente si riferiscono a, credo che siano state girate nel 2018 e sono praticamente le più recenti che abbiamo in archivio, semplicemente perché poi ci siamo ovviamente interfacciati con gli amministratori locali di tutta la Valle Alcantara. Anzi, in questa occasione vorrei ringraziare e salutare l'attenzione che ha avuto sia il sindaco di Giardini Naxos Nello Turco e anche il sindaco di Randazzo Francesco Sgroi, che hanno da subito condiviso la nostra proposta. Anzi, non solo l'hanno condivisa, ma l'hanno anche appoggiata in tutte le sedi opportune, ed è grazie anche al loro sostegno che siamo riusciti ad inserire in questo discorso del raddoppio della Messina-Catania diciamo così, il bypass della ferrovia Alcantara-Randazzo. Cosa può diventare questa stazione? Sì, questa stazione può diventare intanto non una linea turistica, quindi la stazione di Randazzo che noi vediamo in questo momento è una stazione delle Ferrovie dello Stato, ma attiguamente c'è un'altra della Circumetnea. La nostra proposta, che abbiamo condiviso anche insieme a Roberto, è quella di creare un circuito che arriva addirittura all'aeroporto di Catania, attraversando tutto quello che sono i paesi, diciamo, della parte a monte dell'Etna. Forse sognate un po' troppo. No, noi non sogniamo assolutamente, perché è una cosa fattibile, anche perché Roberto tra poco, se poi lei mi dà la possibilità, gli darà qualche dettaglio in più. Io in sintesi vi spiego cosa abbiamo fatto. Intanto tutto questo è legato alla tutela e alla conservazione della stazione di Taormina Giardini, perché senza la tutela di quella stazione ovviamente noi andiamo a perdere non solo un gioiellino architettonico, ma andiamo a perdere quello che è la capillarità, diciamo così, la possibilità dei viaggiatori ad arrivare direttamente a Giardini Naxos, nella parte, diciamo, a mare della stazione di Taormina, perché ricordiamoci che nella variante la stazione nuova di Taormina sarà una stazione in galleria, tipo quella che c'è a Sanremo, quindi sarà difficile arrivare all'Isola Bella, ma anche a Giardini Naxos stessa. Quindi quella stazione va preservata. La stazione va preservata non solo perché è una stazione bellina, caruccia e ha tutte quelle bellezze architettoniche, ma soprattutto per un discorso di mobilità, perché ricordiamoci che la mobilità delle persone non è solamente la possibilità di andare a spostarsi da una città all'altra, ma è anche economia, quindi economia e cultura, quindi queste cose vanno ricordate sempre, che queste sono la base della possibilità di sviluppo del territorio. Quando noi andiamo a ridurre la ferrovia Alcantara-Randazzo, che erroneamente è stata inserita nella legge 128 del 2017, la legge delle ferrovie turistiche, siamo andati a sottrarre una sorta di autostrada che c'è nella valle dell'Alcantara, in una zona dove già c'è una sola nazionale, che non permette la possibilità neanche a pullman grandi di essere, diciamo, attraversata, perché è una strada stretta, una strada che ha più di 100 anni di vita. Quindi ridurre la ferrovia Alcantara-Randazzo ad una sorta di ferrovia turistica per farci girare un trenino a settimana, un trenino a mese, quello che sarà, non avrebbe senso. Assolutamente no. Invece le due cose possono essere insieme. Malaponti, ecco, il ruolo di queste stazioni, il recupero di queste stazioni che forse oggi dicono nulla nell'ambito del servizio, perché le faccio domanda dal punto di vista, ecco, del pendolare. Il pendolare che si sposta chiede di avere treni puntuali, vuole sapere come può muoversi, quali sono le stazioni di partenza e di arrivo. Allora perché un impegno a recuperare questo tipo di stazioni? Allora, nel caso specifico magari faccio il passaggio dopo. È importante in alcune zone della Sicilia recuperare, anche perché, ripeto, la valenza storica di alcuni tratti, non so, la Noto-Licata, cioè, la Noto-Pachino, la Porta Empedocle, ma nel caso specifico dell'Alcantara-Randazzo, dico, visto così come spiegava Giovanni, dico, è importante mantenerla in vita, non dal punto di vista turistico, dico, che potenzialmente va benissimo, il problema è renderla una sorta di metropolitana leggera, commercialmente, dico, dal punto di vista commerciale dal lunedì al sabato, e la domenica facciamo il treno turistico, facciamo tutto quello che vogliamo, però mantenere o spendere €1 per riaprire l'Alcantara-Randazzo, per fare una cortesia, fra virgolette, a Fondazione FS per quel treno una tantum, e con gli stessi soldi invece poterla renderla fruibile
a tutti i territori che vanno da Randazzo fino a Taormina, e perché no, la domenica Fondazione col suo treno turistico può allietare sia i residenti dei luoghi ma anche e creare i occasioni turisti. di turismo. Però dico, è importante avere questo anello di congiunzione, e devo dire ha fatto bene l'Associazione Ferrovie Siciliane a cavalcare questa opportunità, grazie anche a Roberto, di portarla un po' in discussione. E oggi dico, è importante questa sorta di progettazione, perché comunque non cadrà nel dimenticatoio, anzi il governo regionale dovrebbe dare l'input affinché venga successivamente anche finanziata e realizzata, perché comunque è una valvola di sfogo per la Valle dell'Alcantara importante. Allora, Di Maria, qualche dettaglio? Lei credo abbia portato anche delle slide, che magari le possiamo vedere proprio su questo progetto, su questa prospettiva che riguarda Alcantara-Randazzo, se non sbaglio la stazione dovrebbe essere, no? Questo tracciato. Magari se le possiamo anche vedere, lei ci dà qualche dettaglio in più su come si potrebbe, no? Queste poi riguardano dopo l'aspetto delle infrastrutture. Alcantara-Randazzo, dovremmo avere delle slide con il tracciato. Intanto Di Maria, allora qualche dettaglio. Sì, l'Alcantara Randazzo in qualche modo va ad integrarsi con quello che è il progetto del raddoppio ferroviario, perché come abbiamo evidenziato insieme a Giovanni, la linea ha la necessità, per poter essere esercita per il servizio ferroviario ordinario, di avere un'interconnessione con la futura linea raddoppiata. Ecco, qui vediamo il tracciato della ferrovia Alcantara-Randazzo, una ferrovia dismessa dal 94, quindi stiamo parlando di più di 25 anni di inattività. Questa linea, proprio nella stazione di Alcantara, che è quella che vediamo sulla destra guardando lo schermo, si interconnette col tracciato ferroviario attuale della Messina-Catania. Il tracciato ferroviario futuro però è in un'altra sede, per cui a monte, per cui salterebbe la connessione con questa linea. Noi abbiamo chiesto fortemente che ci fosse un'interconnessione e abbiamo chiesto soprattutto che venga garantito il mantenimento della linea storica, almeno tra Letojanni, ecco qui vediamo un'altra slide, fra Letojanni e Alcantara, quindi per la parte che riguarda la stazione storica di Taormina Giardini, che come sappiamo è un gioiello architettonico, tra l'altro un set cinematografico di innumerevoli film, ed è una stazione che serve all'abitato di Giardini, che altrimenti viene completamente tagliato fuori, e bene ha fatto il sindaco Loturco ad evidenziare questo problema. Noi anche in collaborazione con il Comune abbiamo realizzato un'ipotesi di utilizzo di questa linea per un servizio metropolitano locale che partisse da Letojanni e arrivasse fino ad Alcantara attraverso una serie di stazioni intermedie, una serie di fermate che servissero il centro abitato di Giardini. Da questo punto, quindi tutta la parte blu che vediamo nello schermo, una volta realizzate queste fermate, da questo punto può partire anche l'allaccio con la ferrovia Alcantara-Randazzo ripristinata. Questo servirebbe a collegare tutto questo comprensorio della zona di Taormina Giardini, che ricordiamolo fa 2 milioni di presenze annue di turisti, alla valle dell'Alcantara, quindi permettere di raggiungere le gole dell'Alcantara, permettere di raggiungere Randazzo e permettere inoltre a questi territori di collegarsi con la circumettenea. Il collegamento con la circumettenea è strategico. Da questa slide vediamo qualche dato che abbiamo tratto da dati Istat sostanzialmente, che riguardano l'attività del territorio, quindi l'attività imprenditoriale del territorio e le possibili sinergie. Vediamo che la zona del Catanese in basso, quella zona che vediamo addirittura con una colorazione Busi, che significa molto ad attività economica molto intensa, può collegarsi con la zona che vediamo in alto a destra, che riguarda l'area di Giardini Randazzo. La ferrovia della Valle Alcantara, che è quella in azzurro, collegherebbe la circumettenea che vediamo che gira attorno all'Etna, appunto in blu, e realizzerebbe un collegamento virtuoso tra una zona molto intensamente produttiva e una zona che è sede di turismo, ma anche di una parte importante di movimento di persone. Quindi le possibilità per l'Alcantara Randazzo di tornare nel circuito produttivo
virtuoso ci sono, vanno sfruttate, ovviamente vanno fatte degli investimenti. Devo dire sia per quanto riguarda la mobilità dei cittadini della valle che oggi non godono di infrastrutture degne di questo nome, parliamo, come diceva Giosuè, di strade di caratteristiche molto scarse, in un territorio molto delicato dove sicuramente non possiamo andare a realizzare delle autostrade. Quindi riuscire a sfruttare un'infrastruttura che già c'è, migliorandone le condizioni, ovviamente adeguandola alle caratteristiche moderne, significa dare la possibilità al territorio di avere una mobilità non in chiave tradizionale, quindi non le solite strade che portano inquinamento e mobilità non sostenibile, ma dare una mobilità ai cittadini che sia finalmente sostenibile. Qualcosa di simile è già avvenuto in Italia, noi abbiamo citato l'esempio della Val Venosta, dove una linea ferroviaria di 57 km è stata ripristinata nel 2000 in un comprensorio che conta circa 30.000 abitanti e oggi è riuscita a fare fino a 2 milioni di passeggeri anno, cioè valori assolutamente una prospettiva ci potrebbe essere anche per il nostro territorio. Consideriamo che parliamo di un territorio che invece conta 50.000 abitanti, quindi ha potenzialità addirittura superiori a quelli della Val Venosta. Quindi in Sicilia si può, diciamo, ribaltare il paradigma che vede sempre la strada favorita rispetto alla ferrovia e la ferrovia in secondo piano. Tutto ciò si può realizzare se ci sono gli investimenti, e quindi chiudiamo il capitolo degli investimenti che abbiamo aperto all'inizio della nostra trasmissione e abbiamo un altro tassello. Il 27 novembre dello scorso anno a Palazzo dei Leoni, durante un convegno promosso dalla CGIL, era presente anche il dirigente di Rete Ferroviaria Italiana Salvatore Leocada, che è il responsabile per quanto riguarda la Sicilia orientale, il territorio specifico di nostra competenza. Si è parlato naturalmente del raddoppio ferroviario. Leocada ha annunciato anche una serie di investimenti che il gruppo Ferrovie dello Stato ha previsto per questo territorio. Vogliamo ascoltare cosa ha detto in quell'occasione, anche per verificare, per capire se da novembre a oggi, marzo, sia realizzato qualcosa, se ci sia qualche passo avanti. Noi abbiamo questa abitudine, l'ho detto anche in altre occasioni, di pescare dagli archivi le dichiarazioni dei personaggi che hanno un ruolo nella vita pubblica e nel caso specifico un ruolo nel sistema importante dei trasporti. Ascoltiamolo. Rete Ferroviaria ha un programma di investimento importante per la Sicilia orientale. In particolare è previsto e stiamo già per concludere la conferenza di servizio di approvazione del progetto del completamento del raddoppio Catania-Messina. È il progetto più importante attualmente in sviluppo non solo in Sicilia ma anche nel Meridione. È un progetto che vale 2 miliardi e 300 milioni. Speriamo di poter concludere l'approvazione del progetto entro il prossimo mese di gennaio e poter avviare gli affidamenti, le gare, entro il primo semestre dell'anno prossimo, e per poter avviare poi i cantieri nel giro di un anno e mezzo, nel 2021 sicuramente poter avviare i cantieri. Quindi questo per noi è l'intervento che oltre all'aspetto economico ha valenza trasportistica, perché sostituirà la linea storica, avremo il doppio binario importante, consentirà traffici veloci fra Catania e Messina anche di tipo merci e consentirà soprattutto di accedere alle aree economiche di Messina e di Catania in tempi rapidi. Questo è quello che diceva il dirigente di Rete Ferroviaria Italiana, Salvatore Leocada. In parte ne abbiamo già parlato, ci ha risposto su questo tema Di Maria relativamente ai tempi che riguardano tutta la realizzazione del raddoppio ferroviario. Quando si parla di investimenti si parla di soldi, naturalmente, ci vengono prospettate delle idee nell'ottica di un miglioramento del territorio, e allora negli anni abbiamo incassato tante volte delle promesse, e con Malaponti vogliamo proprio analizzare tutti questi investimenti che sono stati annunciati. Malaponti l'abbiamo già presentato, è qui come comitato dei pendolari siciliani, e quindi i pendolari, quando sentono che ci sono degli investimenti, che si realizzano delle opere, certamente hanno qualcosa in cui sperare, se consideriamo la situazione attuale dalla quale noi stiamo partendo. Allora, questi investimenti, può usare benissimo il cellulare per poter avere i dati più freschi a disposizione. E allora, Malaponti, questi investimenti. Allora, se abbiamo la possibilità di proiettare la strada del 2003,
Quella successiva dove c'è il Sud Italia con... Perfetto. Con benissimo. l'accordo di programma quadro dell'ottobre del 2001 fra l'allora Presidente della Regione Cuffaro e il Ministro Lunardi di Infrastrutture e Trasporti, dico, per la Sicilia c'era la possibilità di avere 10 miliardi di euro da spendere per le svariate infrastrutture, il completamento e Ecco, raddoppio la stiamo vedendo, così chi ci segue può benissimo il completamento anche del ascoltarci meglio. raddoppio della Patti Castelbuono, il completamento del raddoppio Fiume Freddo Giampilieri, l'interramento della stazione di Catania, l'ammodernamento della Palermo-Trapani, la velocizzazione della Catania-Siracusa, per un totale di circa 10 miliardi di investimenti. Proprio questa immagine, invece l'ultima, risale al governo, se non ricordo male, Renzi, ed è proprio, parla dello sblocca Italia. Quindi a distanza del 2003-2014 di 11 anni ritroviamo circa 11 miliardi di investimenti, grosso modo sono sempre gli stessi, per le stesse opere. Cioè, l'unica cosa che cambia fra gli importi del 2003 con gli importi del 2014, in realtà variano leggermente i vari importi. È molto importante per esempio il dato di quella slide dove sulla Napoli-Bari lo sblocca Italia per un investimento di 6 miliardi il governo ne finanzia 3 mentre per la Palermo-Catania nel 2014 stesso investimento di 6 miliardi ne finanzia appena il 20%, 1 miliardo e 2. Quindi queste sono le differenze. E cosa significa quando appunto su un progetto così consistente il finanziamento, forse le faccio una domanda banale, ma il finanziamento concesso è del 20%? Cioè l'opera può iniziare, si fa pezzo per volta? Allora, sì, un pezzo per volta, hai detto bene, e il 1 miliardo e 2 era previsto per il tratto Bicocca-Catena Nuova. Quindi i lavori ci stanno, i cantieri sono aperti, ci si sta lavorando, pare che il cronoprogramma venga rispettato e quindi il problema non si pone. Dall'ultimo tavolo tecnico tenutosi a Caltanissetta, presente l'assessore Falcone, pare che l'intera progettazione del raddoppio della Palermo-Catania pare che ci sia. Io ancora nel piano per il sud del ministro Provenzano ho letto solamente della Messina-Catania, non ho visto un rigo, però prendo per buono quello che l'assessore Falcone ci ha riferito nell'incontro di Caltanissetta. Spero, perché entrammo noi qualche anno fa in polemica con l'allora sottosegretario alle infrastrutture Simona Vicari, dove ci regalava, fra virgolette, un 300 milioni per ammodernare l'unico binario fra Catena Nuova e Fiumetorto, per cui questi 300 milioni per ammodernare a poco servono, visto che si è parlato dal 2009, i tempi biblici, sulla Palermo-Catania, poi c'è stata l'operazione Frecciarotta dell'allora Presidente della Provincia Giuseppe Castiglione, e mi risulta, ma lo dico come dato, che nel 2009-2010 RFI si fece finanziare un contratto di programma per ammodernare e velocizzare la Catania-Palermo per un importo di 30 milioni e portando i tempi di percorrenza al di sotto delle 2 ore e 30. Quindi non capisco perché Rete Ferroviaria dal 2010 ad oggi non ha mai mosso, perché il problema era l'ammodernamento, era sistemare derraggi di curvatura dove il treno da 90 poteva transitare a 120 in altri tratti da 120 a 140 o 160, ma RFI non mai ammodernò con i 30. Certo, capisco che col 1 miliardo e 2 non si parla di ammodernare ma di raddoppiare, però la speranza è che la Catania-Palermo venga. Pare che ci sia in atto un progetto per il completamento da Catena Nuova a Fiumetorto e c'è qualche stranezza, però questo è sentito nei meandri delle vie ferroviarie, pare che ci sia una galleria che bypassa Caltanissetta, quindi significa che bypassa una grossa fetta del territorio del Nisseno, tra i quali ci sono 3 valli, la Valle dell'Olmo, la Valle del Torto, per cui
Dico anche questo, abbiamo fatto presente nell'occasione della presentazione di Pendolaria 2019 a Palermo di questo progetto che nessuno, dico perlomeno, conosceva. Il progetto c'è, ci stanno lavorando, però ancora non ci è dato sapere in realtà quali sono i termini di questo progetto o qual è la volontà, perché all'epoca c'era sia il progetto del RFI e il progetto della Fondazione Sabir. Per cui oggi sta al governo regionale Musumeci di capire qual è l'opportunità migliore per ammodernare con questo raddoppio la Palermo-Catania. Queste sono le prospettive, dobbiamo aspettare, è quello che capiamo purtroppo, dobbiamo sempre elemosinare, ma oggi, Malaponti, come si viaggia in Sicilia? Qual è la condizione del trasporto ferroviario? Allora, io devo essere, dico, onesto, perché ogni tanto l'amico mio assessore mi taccia di onestà intellettuale. Allora, devo dire che la Regione sta facendo passi avanti e dobbiamo dare atto alla Regione siciliana, al governo Musumeci, di avere investito le risorse europee per l'acquisto di materiale rotabile. Saranno circa 41 treni nuovi che arriveranno scaglionati nel corso degli anni. Sempre POP, altri treni? POP, swing, treni bimodali, comunque già dal 2004 al 2020 devo dire che un grosso passo avanti la Regione siciliana lo sta facendo con quasi il rinnovo di tutto il parco rotabile. Per quanto riguarda l'impresa ferroviaria che gestisce il trasporto, sono contenti per i risultati raggiunti, visto il 1 milione in più di passeggeri trasportati nel 2018 o 2019. Quelli che siamo un po' meno contenti siamo noi, i pendolari. E quindi l'utenza? In generale. Anche perché quello che in realtà sia la Regione sia l'impresa deve tenere conto che ognuno si organizza in base agli orari ferroviari il proprio ritmo di vita, non solo di lavoro ma di vita. Quindi a ogni cambio orario o ogni variazione dell'orario ciò comporta disagi, disservizi a molti utenti. Uno per tutti è lo spostamento del treno regionale da Catania, il 12874, che prima del cambio orario di dicembre era alle 12:21, oggi spostato alle 12:44. Questo ha fatto sì che a molta gente deve rientrare nei paesi del Messinese e tra l'altro a Messina, perdendo la coincidenza del regionale veloce che da Messina va verso Palermo e aspettando le 16:16, circa un'ora, e passa il treno successivo. Ora, quello che in realtà abbiamo proposto nell'ultimo tavolo tecnico di Caltanissetta è quello piano piano di rivedere prima possibile quasi tutta l'offerta commerciale, perché è impensabile che molte coincidenze ad incastro non ci stanno. Ho fatto l'esempio che tornando da Palermo con un treno che arriva a Catania alle 16:31, il treno per Messina parte alle 16:24 e l'utenza è costretta ad aspettare i più fortunati che possono accedere ai regionali veloci alle 17:19, quindi a circa 3/4 d'ora, i meno fortunati alle 17:49, quindi significa circa un'ora e mezza, un'ora e 3/4. Quindi questa è l'attenzione che abbiamo chiesto al Dipartimento, che poi è il committente, la Regione, di rivedere con l'impresa ferroviaria almeno le coincidenze, perché si è iniziato a parlare qualche anno fa con il precedente direttore di Trenitalia e con la Regione già committente di creare la soluzione di viaggio scendi-sali, scendi-sali. La stessa cosa dicasi con la metroferrovia di Giampilieri, che da Giampilieri io arrivo a Messina e non ho le coincidenze perché mi parte 10 minuti prima oppure devo aspettare un'ora dopo per andare verso Milazzo, verso Patti o verso Palermo. La stessa cosa, chi viene da Palermo su Messina non ha ad incastro le coincidenze con la metroferrovia Giampilieri, e quindi dico, in realtà è importante questo, perché sennò è inutile correre per poi attendere ore in stazione per le coincidenze. Che poi ad esempio raggiungere Trapani da Messina in treno è una tragedia. Beh, è una tragedia fino a un certo punto. Oggi con l'apertura dell'anello ferroviario, intanto da Palermo a Punta Raisi, devo dire, si vola, fra virgolette, perché anche lì ci sono dei tempi di percorrenza molto larghi sull'anello.
Certo, il problema poi è da Pielaineto ad andare verso Trapani, ahimè. Che tempo di percorrenza c'è da Messina, calcolato oggi, stimato anche con questo Allora, intervento? ti posso dire, da Messina con i regionali veloci in realtà si impiega con 9 fermate circa 2 ore e 50, 2 ore e 55, siamo lì. Se pigli un regionale se ne vanno circa 3 ore e 30, questo fino a Palermo. E poi bisogna raggiungere Trapani. C'è il cambio. Allora, il punto cruciale... Conviene andare in automobile da questo punto di vista? No, allora, penso, per come ci rassicurava l'assessore Falcone, che finalmente verranno appaltati i lavori della Alcamo Trapani via Milo, che è la via più breve per raggiungere Trapani, anziché passare per Castelvetrano facendo un giro enorme e impiegando circa un'altra ora e passa di percorrenza di treno, mentre con l'Alcamo Trapani via Milo la percorrenza saranno sia non una quarantina di minuti e nemmeno, per cui si velocizzerebbe parecchio. Ma il punto è, ritornando sulle infrastrutture, completando la dorsale ionica, quindi i due lotti Giampilieri-Letojanni, Fiumefreddo, occorre lavorare in realtà per il completamento della dorsale tirrenica. Sulla Patti Castelbuono, che è l'ultimo tratto, non c'è un euro di finanziamento, non c'è il progetto. Di altro che grandi investimenti. Ecco, quella slide del 2003 prevedeva la velocizzazione della Catania-Siracusa. Non c'è traccia. L'ammodernamento e la velocizzazione della Palermo-Trapani, all'epoca erano previsti al 2003 300 milioni, poi sono diventati 490, di cui finanziato 1 milione. Quindi è inutile, allora, è importante completare le dorsali, però se vogliamo una ferrovia a misura d'uomo, cioè quantomeno, io non dico di alta velocità, ma che la Sicilia non ne ha di bisogno, di light velocità, ma almeno di ammodernare l'esistente per dare una parvenza e avere un trasporto pubblico efficiente ed efficace. Abbiamo citato la metroferrovia e vogliamo fare nella parte finale della nostra trasmissione anche questa riflessione, un'opportunità per Messina. Russo, delle stazioni che sono state riqualificate, soldini che sono stati spesi per realizzare tutte queste fermate, per realizzare quella che potrebbe essere la metropolitana della zona centro-sud di Messina, immaginata, pensata anche nell'ottica di un collegamento integrato. Per intenderci, ci si potrebbe muovere nel centro città utilizzando i mezzi ATM, utilizzando il tram e poi magari raggiungere la zona sud, i vari villaggi, fino ad arrivare al capolinea di Giampilieri, continuando con il treno. Ma questa metroferrovia non riesce a decollare. Si parla da anni di biglietto integrato, in realtà non è stato fatto neanche lo sforzo, forse. Vorrei chiedere a ciascuno di voi un commento su questo. Russo. Beh, diciamo che proprio la metroferrovia è già oggi una metropolitana della città di Messina. Ci sono delle belle stazioni, dei parcheggi, tutte le stazioni della metroferrovia hanno tutti dei parcheggi abbastanza ampi, quindi possono accogliere anche oltre 100 macchine. Ci sono dei piccoli errori che sono stati fatti per esempio anche nella realizzazione del tram di Messina. Il terminal sud, per esempio, deve essere prolungato fino alla stazione di Gazzi. Che c'è la Sono stazione, circa però 150 metri più a sud rispetto a quanto è oggi. Ecco, manca l'interconnessione con quello che è poi il servizio urbano della città. Quindi tutto questo ovviamente manca perché? Perché manca una programmazione, sia nella regione siciliana, sia nella città di Messina, ma anche in tante altre città. Manca una programmazione, bisognerebbe che l'amministrazione, i politici, ma tutti i tecnici, quindi tutti, dovrebbero fare squadra e realizzare quella parola che abbiamo detto poc'anzi. Quindi la programmazione, fin quando non ci sarà una programmazione non si riuscirà a centrare l'obiettivo. Quindi si spendono dei soldi, si fanno dei grossissimi investimenti come il tram di Messina, come la metroferrovia, però ecco poi mancano quei dettagli che servono a far decollare questa infrastruttura. Ripeto, ricordiamoci sempre che l'infrastruttura non è il turismo, non è, perché si parla di Sicilia sempre di turismo. Noi dobbiamo pensare prima di tutto a far spostare i siciliani, che i siciliani se si riescono a spostare in modo più agevole hanno la possibilità di poter rendere tutto più produttivo, quindi far girare l'economia, ed è quello che ha bisogno la Sicilia. Il turismo verrà tutto a seguire e le due cose possono camminare tranquillamente in parallelo. Però tornando al discorso della metroferrovia, quello che serve in questo momento è un'integrazione tariffaria. E questo non è solamente un problema di Messina, ma è anche un problema di Catania, ma è anche un problema di Palermo.
Cosa dovrebbero fare De Maria le istituzioni? Ci vorrebbe forse un intervento da parte della Regione che possa mettere sul tavolo dei fondi che possano anche rendere più facile questa integrazione, perché pensiamo l'ATM in questo momento a Messina è in una fase di trasformazione, dovrebbe nascere la SPA, quindi dovremmo oggi ragionare con una società che è in liquidazione. Dall'altra parte anche RFI probabilmente già sta facendo uno sforzo per mantenere queste, credo siano 14 coppie di corsi al giorno, Russo, no? Se non sbaglio, tra Giampilieri e Stazione Centrale, sono state ridotte. Ecco, comunque ci sono 6 doppie, ecco, quindi sono state ridotte rispetto a quel progetto originario. Ci sono, quindi Trenitalia potrebbe dire noi la nostra parte l'abbiamo fatta. E allora cosa manca? Ma manca lo sviluppo di quel concetto di intermodalità che dovrebbe essere alla base dei trasporti pubblici. Non esiste un trasporto pubblico che vede un vettore che fa una cosa e l'altro vettore che fa un'altra cosa per conto suo e non dialogano fra di loro. Se non c'è la possibilità di fare interscambiare il treno con l'autobus, l'autobus con il tram, piuttosto che con altri mezzi pubblici, anche mettendo in campo vettori nuovi, come per esempio ora si sta riscoprendo la ciclabilità, non si riesce a dare un servizio efficiente ai cittadini. Devo dire che in questo senso ci si sta muovendo. Noi abbiamo saputo sempre a questa riunione di Caltanissetta che i biglietti unici integrati stanno finalmente vedendo la luce in tutte le 3 principali aree metropolitane dell'isola. Quindi a Palermo dovrebbe entrare in vigore, addirittura si parlava a fine marzo, e successivamente a Catania e anche a Messina. Questo è un passo importante, fondamentale, perché se non si dà al cittadino la possibilità di acquistare un biglietto e poter passare da un mezzo all'altro, sicuramente l'appetibilità dello stesso mezzo di trasporto non migliora. Non è possibile pensare che il solo treno possa far arrivare i cittadini ovunque. Ci deve essere un interscambio, deve essere facilitato a livello infrastrutturale, quindi con strutture che permettono di passare da un mezzo all'altro, ma anche a livello amministrativo con un biglietto che finalmente sia unico per tutti i mezzi di trasporto, come c'è in tutte le più grandi città italiane ed europee. In questo senso ci sono anche delle risorse, si parlava di 150.000 euro recuperati dalle penali fatte a Trenitalia per i ritardi, per i disservizi dell'anno passato, 150.000 euro per ognuna delle 3 grandi aree metropolitane. Questo è già un passo avanti in una strada che in effetti si sta muovendo per migliorare i trasporti pubblici. Di questo bisogna dare atto al governo regionale e all'assessore Falcone. Bisogna vigilare, bisogna continuare a muoversi su questa strada e incrementare sempre di più l'uso del mezzo pubblico, perché è banale dirlo, ma utilizzare di più il mezzo pubblico significa utilizzare di meno il mezzo privato, avere meno traffico nelle città, avere meno inquinamento e avere una maggiore vivibilità, una maggiore sostenibilità dei trasporti. Malaponte, il suo parere, e poi le vorrei chiedere anche quanto dovrebbe costare un biglietto integrato per essere accessibile e abbordabile per un pendolare che evidentemente utilizza il treno, non dico tutti i giorni, ma quasi. Devo dire che il contratto decennale del trasporto ferroviario, se non ricordo male, all'articolo 25 prevede dei compiti per l'impresa di trasporto di iniziare a interloquire per l'integrazione vettoriale e tariffaria con le maggiori città siciliane. E la Regione, nei vari accordi che l'impresa chiuderà con gli altri vettori, la Regione dovrebbe mettere le mani in tasca per sopperire all'integrazione e alla chiusura. Diceva Roberto che la Regione in realtà ha previsto 150.000 euro dei fondi delle penalità sollevate all'impresa di trasporto, che tra l'altro il contratto non prevede, cioè il contratto, visto il 1.740.000 euro di penalità elevate per l'anno 18 all'impresa ferroviaria, devono essere reinvestite tratta per tratta, treno per treno, che si discosta dall'arrivo oltre i 5 minuti, tutti i pendolari o gli abbonati. Ora, la stranezza qual è? È anche vero che la Regione ha pensato nell'incontro di Caltanissetta di dare il 30% di
bonus agli abbonati sulla Piraineto Trapani, il 30% di bonus ai colleghi pendolari della Modica, Ragusa, Caltanissetta e il 55% agli abbonati della Catania Caltagirone. Dico, e tutti gli altri pendolari dell'Agrigento Palermo, della Messina Palermo, della Messina Catania Siracusa, della Catania Siracusa, dico, che hanno subito nel corso del 2018 soppressioni, ritardi, cancellazioni, disservizi. Due pesi e due misure. E quindi, infatti la proposta che il Comitato Pendolari Siciliani avevo fatto a quel tavolo era quella di, intanto avevo chiesto all'impresa di conoscere quanti sono gli abbonati in Sicilia. Non si sa. Non si sa. E alla luce di questo ripartire su tutti gli abbonati materialmente il costo almeno di un abbonamento mensile. Ora, questo per evitare magari di ristorare all'abbonato che ha iniziato a viaggiare ieri, avevo anche detto di eventualmente da 5 anni a questa parte, che in realtà si è fidelizzato dopo 5 anni, dà la possibilità di un ristoro. Ma oltre, abbiamo suggerito, nel caso in cui le somme non dovessero bastare a ristorare tutti gli abbonati, stabilire una percentuale del 20 e del 30% che da ristorare al momento dell'acquisto di un abbonamento mensile. Invece, dico, a parte non abbiamo ricevuto nessuna nota dell'incontro del 19 di febbraio, ma abbiamo ricevuto un comunicato dove ribadiva il 30% sulla Palermo Trapani, il 30% sulla Ragusa Caltanissetta e il 55% su Caltanissetta. Di altro non abbiamo contezza di nulla. Quindi il segnale secondo me andrebbe dato, perché comunque servirebbe anche come incentivo nella storia della regione siciliana o del contratto di servizio ad avere rimborsato. Ti piace il 70% di un abbonamento, il 60%, almeno come segnale, ma andare a ristorare il 55% sulla Catania Caltagirone, dove la regione si sta scommettendo con 2 coppie treno da lunedì al sabato e 2 coppie treno la domenica, dove materialmente ci viaggia poca o quasi nessuno. Quindi è uno sforzo eccessivo rispetto alle esigenze del non territorio. perché in realtà è un servizio che avevamo cercato di strutturare con la Regione, dando la possibilità da Catania a Caltagirone e viceversa. L'unico treno che c'era fino al cambio degli orari di aprile dell'anno scorso, che portava la gente da Catania a Caltagirone, con il cambio degli orari di aprile è stato tolto. Quindi hanno la possibilità la gente che non si sapeva che affluenza poteva avere il treno da Caltagirone a Catania, e si continua ad investire su una tratta che in realtà, se fossero stati ottimizzati gli orari, oggi, tra l'altro, per farla breve, ho suggerito un ulteriore progetto sperimentale dicendo: risistemiamo il treno in partenza da Catania, facciamo un discorso scolastico da settembre. Se da settembre a dicembre non c'è un riscontro, perché tieni conto che su quel tratto da Militello, Scordia, Vizzini, Gran Michele portava il flusso degli alunni da quelle zone a Caltagirone, che è un polo scolastico. Da quando invece è avuto meno il treno da questo punto di vista, per i ritardi, per la chiusura della linea, per gli ammodernamenti, gli studenti sono riversati sul gommato. Quindi riaprendo, dando l'opportunità di avere un treno che la mattina li porta a Caltagirone in orario scolastico, perché no? Allora dico, la scommessa è quella: riformuliamo un orario da settembre, promozionando qualche mese prima, dove lo studente magari è invitato a risparmiare acquistando un biglietto o un abbonamento sulla Catania Caltagirone, e se a dicembre non ci sono i risultati, a quel punto chiudiamola. Dico, o andiamo a rivedere quali sono i punti di debolezza. Magari le risorse si possono utilizzare per altre occasioni. Russo, quanto dovrebbe costare questo biglietto per la metro ferrovia di Messina, biglietto integrato? Io faccio l'esempio della Lombardia, di quello che succede in Lombardia, perché tante volte gli esempi ce l'abbiamo, bisognerebbe La semplicemente... Lombardia è un punto di riferimento troppo elevato forse per la Sicilia. No, ci sono tanti siciliani invece che purtroppo insomma, vanno a lavorare fuori regione, quindi perché la Sicilia, tornando al discorso del turismo, insomma, si parla sempre di tante opportunità, poi invece le opportunità vengono cassate appunto perché poi vengono cassati anche i servizi ferroviari, ma i servizi in generale. La Lombardia ha un bel progetto che da un paio di anni esiste, si chiama Viaggia sempre in Lombardia,
Esiste un ticket che costa 16 euro al giorno, ma c'è anche la possibilità di acquistarlo settimanalmente o mensilmente, che permette di viaggiare su tutti i vettori della regione Lombardia per 24 ore. 24 ore dalla videoimitazione, da quando il biglietto viene, diciamo, obliterato. Quindi, ma tutti i vettori parliamo di tram, bus, su tutto quello, treni, qualsiasi, cioè in modo illimitato. E costa esattamente 16 euro. Quindi Forse è troppo per 16 euro dalle nostre parti. dalle nostre parti, insomma, sicuramente può anche essere poi considerato in modo diverso come tariffazione. Però ecco, esistono degli esempi, ma anche la Toscana offre degli esempi importanti. Quindi basterebbe semplicemente andare e spostarsi in altre regioni, viaggiare, essere un po' curiosi e vedere cosa fanno gli altri. Fermo restando che comunque non credo che nelle nostre istituzioni ci sia gente che non abbia le capacità di fare queste considerazioni. Manca la volontà politica. Basta un po' di attenzione. Un 4 euro giornaliero, per esempio, sia a Milano. Milano costa 4 euro giornaliero il biglietto unico, ma anche nella città di Livorno, nella città di Pisa, con una cifra simile si viaggia esattamente per 24 ore. Insomma, le soluzioni si potrebbero trovare, spesso manca la volontà. Siamo in chiusura, gli ultimi minuti, Russo, li dedichiamo anche al report che come Associazione Ferrovie Siciliane avete preparato per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, perché noi abbiamo parlato del sistema di trasporto che riguarda la nostra regione, la regione si collega poi con il resto d'Italia e qui in passato c'è stata anche qualche polemica sulle scelte fatte da gruppo Ferrovie dello Stato, il traghettamento dei treni sempre più ridotti rispetto al passato. Dovremmo avere delle slide, le possiamo commentare in chiusura, che sono un po' i dati, ci spiega a cosa si riferiscono questi dati, diamo anche così un'occhiata a cosa succede tra la Sicilia e il resto d'Italia. Noi tutto quello che abbiamo discusso in questa trasmissione, ovviamente il servizio regionale si allaccia poi al servizio nazionale. Noi in questo momento, che è di fondamentale, diciamo così, importanza perché permette a tutti i siciliani di andare extra, insomma, fuori regione. Noi in questo momento abbiamo 5 coppie di treni nazionali, 2 intercity per Roma, 2 intercity notte per Roma e un intercity notte che arriva a Milano. Bene, praticamente abbiamo complessivamente circa 900 posti per i 2 intercity giorno e 900 posti per i 3 intercity notte. Queste diapositive che abbiamo portato praticamente si riferiscono al periodo di febbraio 2020. Fermo restando, sono proprio i dati del mese. Esatto, sono freschi, ecco, siamo riusciti a elaborarli questi. A cosa questi. si riferisce? Allora, praticamente noi in questo momento in Sicilia sui treni nazionali abbiamo complessivamente 18 locomotive. In azzurro abbiamo le locomotive più recenti che siamo riusciti finalmente a far portare in Sicilia dopo che abbiamo praticamente manifestato non so più quanto tempo sia al Ministero, ovviamente anche negli uffici preposti, perché c'era un problema serio con le locomotive a cui questi treni nazionali erano assegnati nella nostra regione, ovvero le 656. Ecco, queste qui sono le 464 che da circa un anno sono state assegnate a tutti i treni intercity e intercity notte in Sicilia. Bene, perché questa scelta che inizialmente qualcuno ha criticato, poi invece si sta rivelando ovviamente importantissima? Perché questi treni, mi riferisco alle 464, hanno praticamente azzerato tutto quello che sono le problematiche dei ritardi, perché non solo hanno un'efficienza maggiore, ma permettono anche al treno di arrivare sempre puntuale, se non in anticipo. E questi treni, le 464, che sono locomotive che la più vecchia non ha neanche 20 anni, praticamente difficilmente e occasionalmente va in avaria. Discorso diverso per esempio con le 656 che sono locomotive di oltre 40 anni. Nella seconda diapositiva che adesso la regia ci mostrerà, vi facciamo vedere una curiosità, insomma, che non è da poco, che è esattamente questa qui. Questo piccolo grafico mostra le locomotive più recenti e l'anno di età delle locomotive più recenti e quelle più datate. Noi abbiamo una locomotiva più recente che ha 9 anni, mentre quella più datata ha oltre dei 40 anni. Ma se voi osservate bene il grafico, c'è un gap praticamente di circa 20 anni tra quelle più nuove e quelle più datate. Ecco, questo è un dato ovviamente che dovrebbe far riflettere. Quello è il periodo in cui nel servizio nazionale dalle nostre parti non è stato fatto nessun investimento. Quindi dagli anni 90 ad oggi l'unico investimento che è stato fatto è quello delle 464 che sono state assegnate ai treni nazionali, che è arrivato grazie all'input che abbiamo spinto noi, perché a furia di pubblicare report dei ritardi, delle soppressioni dei treni, ripeto, solamente nella regione siciliana, parliamo di circa treni soppressi, noi abbiamo quindi 5 coppie, ma poi si dividono 10 su Palermo e 10 su Siracusa, perché ci sono le antenne che il treno viene sdoppiato. Cioè praticamente si fermava ogni giorno almeno 1 o 2 treni si fermavano e restavano a piedi, e quindi questo influì anche negativamente sul servizio regionale. Quindi chiaramente è una cosa che andava rivista non oggi, ma andava rivista circa 20 anni fa.
Quindi ecco, questo è quello che abbiamo cercato di dimostrare. attuale. L'età media delle locomotive dei treni nazionali che circolano in Sicilia oggi è di 28 anni. Di Maria e poi Malaponte. In questo momento la Sicilia è collegata bene con il resto d'Italia. Siete soddisfatti di questo servizio a lunga percorrenza? Rispetto al passato abbiamo meno treni. Questo incide anche sul servizio regionale? Chiaramente il collegamento con il continente sconta il problema dell'attraversamento dello stretto, che si può risolvere soltanto in un modo, con l'attraversamento stabile, quindi con il ponte. Perché soltanto il ponte, e l'ho scritto su Sicilia in Progress, può rendere competitivo il treno con l'aereo, sia per la provenienza da Catania, quindi sulle relazioni Catania-Roma, sia sulle relazioni Palermo-Roma. Perché fare il percorso in treno in 4 ore e mezza, come potrebbe rendersi possibile con l'attraversamento stabile tra Catania e Roma, e avere il collegamento con l'aereo, che tra spostamenti, città, aeroporto, i vari check-in, i vari tempi, alla fine i tempi sono, io ho dimostrato che i tempi sono assolutamente paragonabili, per cui il treno diventa quantomeno competitivo con l'aereo. Questo che cosa porta? Porta ad evitare quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo, prezzi dei collegamenti aerei durante le vacanze arrivati alle stelle, perché in mancanza, tutti sanno, è un fatto economico basilare, in mancanza di concorrenza l'unico vettore poi fa salire i prezzi. Quindi nel frattempo, visto che il ponte non è una cosa di domani e speriamo che si sblocchi l'opera, nel frattempo cosa possiamo fare? Come diceva Giovanni, possiamo sicuramente migliorare quelli che sono i collegamenti attuali, sia con il materiale rotabile più performante, che magari non potranno essere i Frecciarossa per motivi tecnici ovvi. Frecciarossa non può essere traghettato, però migliorare il materiale rotabile, renderlo più efficiente, renderlo più facilmente traghettabile, migliorare, perché no, anche le navi traghetto, può portare nei prossimi anni ad avere, non dico la massima competitività, però la possibilità di scegliere tra un aereo che ha i suoi disagi a livello di comfort, e lo vediamo tutti, e un treno che alla fine è un mezzo che consente di viaggiare in maniera più confortevole, sia di giorno ma per esempio anche di notte. Noi abbiamo i treni di notte che sono molte volte preferiti perché sono abbastanza comodi, la gente ha la possibilità di dormire, di passare la notte in treno e di spostarsi durante questi tempi morti. Quindi sono collegamenti assolutamente da mantenere, nonostante i tentativi che sono stati fatti negli anni, lo sappiamo benissimo, di eliminarli o di prevedere il traghettamento addirittura a piedi, ma sicuramente da sviluppare, da rendere più moderni, più confortevoli. Malaponte, allora, siete soddisfatti? Il traghettamento è un po' un problema per i treni sullo stretto di Messina. Sì, è un vero problema. Noi, dico assieme a Giovanni, nel 2015 partecipammo a quell'operazione bellissima del ferribotte non si tocca. Allora l'amico Giovanni, come Associazione Ferrovia Siciliana, presentò un piccolo progettino di rottura di carico, facendo un treno, un locomotore, mi pare 4 vetture o 5 se non ricordo male. Perfetto, quindi dando la possibilità di traghettare senza la rottura di carico e quindi recuperare parte di quelle 2 ore e mezzo della rottura nel velocizzare il traghettamento. Certo, oggi dico, sono rimasti appena 5 coppie, considerato che Sicilia-Milano tra l'altro passa per la Tirrenica e a Dio piacendo dopo 20 e passa ore si arriva a Milano. Quindi sicuramente concordo in parte con l'amico Roberto, perché venendo parlavamo di ponte sì, ponte no. L'eterno dibattito. Dico che ben venga, però il punto è sempre quello, realizzare il ponte, ma al di là del ponte abbiamo ancora le 2 dorsali incomplete, quindi mi si taccia di non essere favorevole al ponte. Io sono favorevolissimo al ponte, contestualmente al completamento almeno delle 2 dorsali, perché se no, dico, velocizziamo
i tempi della rottura di carico per poi perderli fra Patto e Castelbuono, per poi perderli fra Giampilieri e Fiumefreddo, quindi non avrebbe senso. Che questa è un po' una motivazione di chi si oppone al ponte, no? Qualcuno dice facciamo prima le infrastrutture. No, che io non dico servono. di fare prima, visto che in realtà non dobbiamo ricostruire l'intera direttrice tirrenica o l'intera direttrice ionica, cioè mancano 3 miliardi e passa per la Patti Castelbuono, Acceleriamo la questi Fiumefreddo progetti. Giampilieri già è progettata e finanziata, quindi almeno completiamo questo, perché sennò alla fine non avrebbe senso. Per cui favorevole al ponte, pensando all'amico mio Fernando Rizzo, ma il punto è sempre quello, quindi il fatto di dire completiamo le dorsali non è per dire non facciamo il ponte, facciamolo, però almeno per le 2 direttrici velocizziamo sto benedetto treno, se no il tempo che guadagniamo per il traghettamento lo riperdiamo nei tratti. Siamo proprio in chiusura, brevissimamente. No, dico, vanno fatte entrambe le cose perché è normale per la Sicilia prevedere questo. Noi abbiamo una situazione economica molto grave, è impensabile che al nord si faccia il terzo valico e contemporaneamente si facciano i lavori sulle linee ordinarie, e qui in Sicilia non si possa fare questa cosa, assolutamente inaccettabile. Russo, la chiusura a lei, l'ultimo minuto per chiudere e riallacciare un po' su questo tema Treni in Sicilia, prospettive e sviluppo. Io invece vorrei lanciare l'invito a tutta la classe politica regionale e nazionale, ed è quella di interessarsi, oltre che dei servizi regionali che sono fondamentali, perché come diciamo più volte, come ho detto più volte, insomma, servono anche a sviluppare l'economia. Tornando al discorso dei treni nazionali, ecco, vorrei sollecitare quindi tutta la politica regionale e nazionale a interessarsi a questa problematica dei treni a lunga percorrenza. Perché bisognerebbe ridurre soprattutto il numero di fermate che fanno da Villa San Giovanni a Roma e fino a Milano. Quindi ridurre le fermate significa anche dare la possibilità di avere più posti a sedere o più posti letto Perché spesso vengono utilizzati all'utenza come treni siciliana. regionali, essendoci tante fermate. Se poi facciamo il paragone col treno che va a Milano, addirittura è stata allungata il tempo di percorrenza da Genova a Milano di circa un'ora. E soprattutto quindi andare a sviluppare quelli che sono anche i servizi a bordo, perché in nessun treno, ripeto, in nessun treno siciliano nazionale c'è la possibilità di comprare una bottiglietta d'acqua, una merendina o qualsiasi altra cosa, tranne i servizi di bordo che vengono offerti. Sui treni notte per esempio c'è la possibilità di avere il caffè, la bottiglietta d'acqua, quindi questi sono i servizi di base. Ecco, invito l'utenza regionale e nazionale ad interessarsi di questa cosa e quindi sollevare questo problema sia al Ministero che anche alle ferrovie. La nostra associazione è a disposizione di qualsiasi onorevole, di qualsiasi senatore, a dare tutte le informazioni, tutti i suggerimenti, qualsiasi cosa serva perché questo servizio venga rilanciato, perché è importantissimo, perché non tutti i siciliani si possono permettere di viaggiare in aereo, perché c'è anche chi non viaggia in aereo per problematiche che possono essere inerenti a questioni di salute. Quindi esattamente, questo è, noi abbiamo queste opportunità, perché rinunciare a queste opportunità? Bene, noi proviamo a lanciare questo appello, lo rilanciamo dai nostri schermi. Questa era la 16ª puntata di Agorà, treni in Sicilia, trasporto ferroviario, prospettive e sviluppo. Abbiamo toccato tanti aspetti, abbiamo lanciato delle sollecitazioni, delle provocazioni, perché no, abbiamo discusso anche su alcuni dati. Ringraziamo i nostri ospiti, Roberto Di Maria dell'Associazione Ferrovie Siciliane, Giuseppe Malaponti, Comitato Pendolari Siciliani, e Giovanni Russo, sempre Associazione Ferrovie Siciliane. Agorà torna la prossima settimana. Vi ricordo, per segnalarci eventuali argomenti che possono essere anche temi di approfondimento e di dibattito in questa nostra piazza televisiva, il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione tele90@live.it. Grazie per l'attenzione, appuntamento alla prossima puntata.